Politica è formata da Rifondazione Comunista e dal Partito Comunista Italiano la lista Solidarietà Ambiente Lavoro che correrà alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A Mestre la presentazione dei candidati per il veneziano. Vediamo. Distrugge, taglia, strappa, si calma, ribolle, schiuma, romba, parla, tace, urla. Il giovane. Una poesia di Majakovskij sulla rivoluzione letta dall'artista Pierpaolo Capovilla. Si è aperta così a Mestre la presentazione dei candidati nel veneziano di Solidarietà Ambiente e Lavoro, lista per le elezioni regionali formata da Rifondazione Comunista e dal PC. Presentiamo una proposta alternativa ai blocchi di centrodestra e centrosinistra, ha detto Paolo Benvenu, che la lista candida alla presidenza della regione. Quando si sta sulle questioni fondamentali, sullo stesso terreno della Lega e del centrodestra, qual è l'opposizione? Se la campagna elettorale di Zaia si farà sulle Olimpiadi, sull'autonomia differenziata, sulla pedemontana, sulle grandi opere, quale sarà lo spazio per un'opposizione quando questi temi sono condivisi dal centro-sinistra? Questo è il punto politico. Diciamo che non si sta governando bene quello che sta succedendo e quello che succederà, anche in relazione a questa pandemia che sicuramente ha leso tutta la parte economica anche diciamo, propria del Veneto. Oggi la battaglia contro le grandi opere è ancora più valida di prima e quindi noi riteniamo insomma, che sia importante agire questa battaglia politica e poi nella speranza che ci sia anche un risultato elettorale significativo. Torniamo a parlare di ambiente con la vicenda della discarica di Ca Filissine.